In questa mia relazione ho cercato di focalizzare alcuni punti che ritengo in questo momento più importanti per lo sviluppo della leadership all'interno dei sistemi educativi. E penso che, come emerso dalle relazioni precedenti, una delle questioni più importanti oggi sulle quali bisogna confrontarsi come Paese è, prima ancora che il ruolo del dirigente scolastico, e il concetto di autonomia della scuola. Penso che oggi il tema dell'autonomia scolastica sia ritornato a diventare centrale per il nostro Paese, perché l'impressione che si ha, è emerso dalle relazioni che mi hanno preceduto, un tempo si diceva un sistema ingessato, oggi è un sistema fuori controllo. Quello che io vedo una visione, penso, ampia di quello che sono i diversi ambiti che determinano lo sviluppo dei sistemi educativi, è che non c'è qualcosa che tenga insieme tutti i fattori che determinano il miglioramento, il percorso verso un'idea di sviluppo della scuola. E oggi io penso che il tema centrale sia, prima ancora, che il ruolo e il contesto in cui il dirigente deve svolgere questo ruolo, l'autonomia scolastica. A livello internazionale abbiamo delle evidenze. Quando parliamo di autonomia scolastica, in inglese, ma insomma, l'autonomia scolastica riguarda l'autonomia sulle risorse, la capacità di gestire risorse finanziarie, la capacità di gestire personale, ovviamente. L'autonomia scolastica è autonomia di curriculum, cioè di definire e implementare il curriculum, quindi l'attività didattica, dalla scelta progettuale dei contenuti alle strategie di insegnamento e di valutazione, e poi tutte le politiche che hanno a che fare con gli studenti, ammissione, politiche disciplinari e politiche di valutazione degli studenti. Tutte queste cose insieme a livello internazionale definiscono il concetto di autonomia della scuola. L'autonomia è un buon investimento perché i sistemi educativi dovrebbero investire in autonomia scolastica. Quali evidenze abbiamo che l'autonomia ripaga dell'investimento che si fa? Per me che studio i sistemi educativi, se non ho evidenze di qualcosa funzioni, in qualche modo devo avere il dubbio dell'efficacia di una politica. Ebbene, questa slide ci mostra esattamente questo, ci mostra a chi è attribuita nei vari sistemi scolastici, e qui l'indagine è fatta su 70 sistemi educativi, a chi è attribuita l'autonomia scolastica. Quindi questi diversi ambiti di autonomia possono essere esercitati nelle scuole dal dirigente scolastico, possono essere esercitati dagli insegnanti, oppure da quello che possiamo definire il consiglio d'istituto, il consiglio di amministrazione della scuola, le autorità locali, il comune, la provincia, alcune realtà, oppure a livello nazionale in modo centralizzato. I sistemi educativi possono distribuire in modo diverso questo potere decisionale. Questa slide cosa fa? Fa vedere le relazioni che esistono tra chi esercita il potere decisionale e gli apprendimenti degli studenti. In particolare è tratto da OCSE Pisa e in particolare rispetto ai rendimenti in scienze, che rappresentano, insieme a quelli di matematica, i rendimenti che ci permettono di individuare statisticamente queste differenze. Bene, se immaginate di mettervi su questa linea orizzontale che è 0, quindi vuol dire se c'è una rappresentazione verso l'alto, una colonnina per così dire che si alza da 0 in su, vuol dire che quel soggetto che esercita il potere decisionale garantisce maggiori apprendimenti agli studenti. Se invece la colonnina è in giù, sotto lo 0, vuol dire che più potere decisionale dai a quel soggetto, minori sono gli apprendimenti degli studenti. Bene, questo ci dice che investire sui dirigenti e gli insegnanti è un ottimo investimento, perché su 70 sistemi educativi aumenta i rendimenti scolastici degli studenti. Questo è quando il potere decisionale su risorse, curriculum, valutazione, ammissione viene attribuito, esercitato a livello nazionale. Sistematicamente, in tutti gli aspetti, c'è una riduzione degli apprendimenti degli studenti. Quindi l'autonomia è un buon investimento. L'autonomia ci dà la possibilità di
collocare la discrezionalità di scelta nel posto più vicino ai problemi, per adattarci alle diverse condizioni di contesto e per disegnare le strategie educative rispetto a chi c'è di fronte. L'idea di definire centralmente un sistema che possa valere per tutte le situazioni, per tutti i diversi contesti, purtroppo è un'idea astratta che non garantisce la capacità di risposta ai problemi. Un ulteriore elemento: quanto è importante la leadership del dirigente scolastico all'interno dell'autonomia della scuola. Abbiamo visto prima che dare potere decisionale ai dirigenti e agli insegnanti è importante, ma questa slide va oltre e ci fa vedere la distinzione nei diversi paesi su quei paesi in cui i dirigenti hanno leadership educativa e quei paesi che invece sono caratterizzati dalla presenza di dirigenti sui quali c'è un minore investimento in termini di leadership educativa. Quindi qui i paesi sono distinti in paesi con dirigenti ad elevata leadership educativa con paesi con bassa leadership educativa. Allora qui abbiamo un dato molto interessante: nei paesi dove il potere decisionale è attribuito ai dirigenti scolastici e i dirigenti scolastici esercitano una leadership educativa, abbiamo sistematicamente un miglioramento degli apprendimenti degli studenti. Questo dato ci deve far riflettere, perché non è sufficiente dare autonomia ai dirigenti o agli insegnanti, alle scuole, se poi le persone non sono in grado di utilizzare efficacemente quell'autonomia. Anzi, se quelle persone non sono capaci di utilizzare l'autonomia in modo positivo, la utilizzeranno anche in modo negativo, avendo possibilmente degli effetti negativi sugli studenti. Il dato ci dice che diventa importante coniugare questi aspetti, investire sull'autonomia dei sistemi educativi, ma nel contempo investire sulle persone affinché acquisiscano capacità di gestire quell'autonomia. Queste due cose devono andare insieme. Laddove c'è autonomia e ci sono persone che non sono capaci di gestire l'autonomia, è possibile che appunto i risultati non si vedano, ma addirittura siano controintuitivi rispetto agli apprendimenti degli studenti. Un altro dato che mi ha colpito è che quando noi parliamo di performance dei sistemi educativi, spesso in maniera piuttosto riduttiva ci riferiamo soltanto alla qualità degli apprendimenti, al livello degli apprendimenti. Ma io ho imparato che il risultato più importante, forse prima ancora della qualità, è l'equità dei sistemi educativi. Anzi, le scuole esistono esattamente per questo. Esistono per quei ragazzi, per quelle ragazze che non hanno risorse educative a casa o nella famiglia o appunto tra i gruppi di pari e così via. Sappiamo dalle indagini internazionali che leadership for equity oggi è la vera sfida dei sistemi educativi in tutto il mondo, perché le scuole hanno smesso di funzionare come ascensore sociale e il background socio-economico-culturale degli studenti spiega sempre di più le performance degli studenti, al punto tale che statisticamente sappiamo che tra il 70 e l'80% della varianza degli apprendimenti degli studenti è spiegato dallo studente, cioè dal background socio-economico-culturale, che vuol dire dai rendimenti scolastici pregressi, dalla famiglia a cui appartiene, dal gruppo dei pari, il gruppo dei pari in cui vivi e ti confronti, non solo in classe, ma anche all'interno chiaramente della comunità. Se il background dello studente spiega il 70-80% di varianza, francamente ci dobbiamo chiedere che tipo di scuola vogliamo. Una scuola che esiste semplicemente per non impedire ai più bravi di fare il loro percorso, o vogliamo una scuola che deve cambiare la vita a chi non ha altre opportunità se non la scuola? Bene, questo per me è il ruolo più importante dei dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici esistono e se devono avere un ruolo chiave nell'autonomia scolastica è quello di garantire a tutti gli studenti, soprattutto agli studenti con un background socio-economico-culturale basso, di avere le stesse possibilità che hanno tutti gli altri studenti. Anzi, proprio nei confronti di questi studenti è necessario che, come dicono gli anglosassoni, la leadership faccia la differenza.
perché tanto nei confronti dei più bravi, i più bravi vanno avanti a prescindere dalla leadership e dai bravi insegnanti. Allora, leadership for equity significa soprattutto questo, significa la capacità di incidere e di svolgere un ruolo di cambiamento del destino della persona rispetto al proprio background. C'è un'espressione che ho tratto dall'indagine OCSE-PISA che mi ha lasciato particolarmente perplesso, dove si dice: le scuole dove lo status socio-economico medio degli studenti vi si iscrivono è più elevato, presentano minori problemi disciplinari, relazioni alunni-docenti più positive, un più alto morale fra gli insegnanti e in generale un'atmosfera orientata, perdonate non so cosa succeda, un'atmosfera orientata verso più ambiziosi traguardi di apprendimento. Tali scuole hanno spesso un curriculum più esigente. Quello che avevo messo come puntini è che probabilmente gli studenti più bravi non hanno problemi, non hanno bisogno di queste scuole. Il punto è, rispetto agli studenti con un background più basso, cosa possono fare oggi le scuole? Questo dato ci porta ad analizzare alcune evidenze che oggi abbiamo sul nostro paese. Questa slide ci mostra la distribuzione degli studenti in base al loro status socio-economico-culturale. L'indice ESCS sta a indicare proprio questo. Avete presente quando Balzi, subministra del questionario, chiede, ecco bene, sulla base di quei questionari sono tratti questi indici, che appunto ci danno una distribuzione a livello 5 e a livello 10 dei gradi di istruzione. Scusate, non capisco perché succeda questo, lo lascio qui, lo tolgo. Ci dà una distribuzione per quartili, quindi vuol dire che gli studenti che si trovano nel primo quartile sono quelli con uno status socio-economico-culturale più basso. Gli studenti che si trovano nel quarto quartile sono invece quelli che hanno uno status più alto. E questa slide ci fa vedere i loro rendimenti scolastici in corrispondenza del livello 5 e del livello 10 in italiano e matematica. Notate la differenza che c'è tra uno studente che si trova nel primo quartile, ad esempio in italiano a livello 5, e uno studente che si trova al quarto quartile, sempre in italiano a livello 5. Uno studente del primo quartile, quindi con un background basso, raggiunge 184 punti, uno studente che si trova al quarto quartile raggiunge 216 punti. C'è una differenza enorme. Di fatto il background socio-economico dello studente determina gli apprendimenti degli studenti. Questo chiaramente lo si vede ancora più chiaramente se proviamo a collocare gli studenti nelle diverse tipologie di scuole, soprattutto nelle scuole superiori. Come vedete è quello che tutti sappiamo, il livello di status socio-economico-culturale dei licei è sopra la media e via via che ci spostiamo verso gli studi tecnici e professionali il background socio-economico-culturale si abbassa e aumenta la probabilità di avere bassi risultati, al punto tale che statisticamente sappiamo l'indicatore più chiaro per predire i futuri apprendimenti sono i rendimenti pregressi. E sappiamo che chi fa l'insegnante lo sa bene, si rende molto bene conto di questo nel mese di settembre, quando comincia l'anno scolastico. Se le famiglie hanno lavorato durante i 3 mesi precedenti con i propri ragazzi e ragazze, cercando di tenere accesa la fiammella dell'apprendimento, convincendoli a continuare ad impegnarsi, i ragazzi arriveranno a scuola pronti per imparare. Se questo non è avvenuto, gli insegnanti impiegheranno un mese per fare allineamento, così mi pare lo chiamate, per cercare di partire dallo stesso livello. L'effetto di background è veramente molto forte. E questa slide veramente è sfidante, penso, per tutti coloro che si occupano di scuole, dagli insegnanti a chi le studia. Questo ci fa vedere se le scuole producono valore aggiunto educativo. Sapete, l'Invalsi da qualche tempo riesce a determinare il valore aggiunto educativo. Il valore aggiunto educativo è un dato molto interessante, viene determinato statisticamente facendo un confronto tra i risultati degli apprendimenti degli studenti in un test standardizzato, così come appunto in modo grezzo, così come viene fuori dal test, e poi viene determinato un altro dato, viene determinato un punto di confronto, cioè quale sarebbe dovuto essere il livello di apprendimento, non lo sto toccando, quale sarebbe dovuto essere
il livello di apprendimento degli studenti in base al loro background socio-economico culturale. Quindi immaginate questi due confronti, no? Gli apprendimenti così come sono, gli apprendimenti come sarebbero dovuti essere in base al proprio background socio-economico culturale. E sulla base di questo confronto l'Invalsi determina il valore aggiunto di una scuola. Bene, guardiamo questi dati. Qui abbiamo matematica e italiano e abbiamo la distinzione delle scuole tra scuole con valore aggiunto positivo, scuole con valore aggiunto negativo e scuole per le quali non possiamo dire niente perché statisticamente i dati non sono significativi. Intanto colpisce il fatto che esiste un numero elevatissimo di scuole, 48,9%, per le quali sia per la matematica sia per l'italiano praticamente non possiamo dire nulla, cioè non sappiamo se aggiungono o distruggono valore aggiunto educativo. Ma quello che ancora colpisce è che se noi guardiamo le scuole con valore aggiunto positivo in matematica e italiano sono il 7,9%. Se invece guardiamo quelle con valore aggiunto negativo sia in matematica che in italiano sono il 10,7%. Insomma, abbiamo scuole che aggiungono valore e scuole che distruggono valore, dove il concetto di valore è da intendersi in questo senso: garantiscono ai loro studenti risultati peggiori di quelli che ci saremmo aspettati in base al loro background socio-economico culturale. Qui c'è un problema di equità enorme, non stiamo dicendo che siano neutrali, la maggior parte delle scuole sembrano essere neutrali, stiamo dicendo almeno di non distruggere valore. Qui c'è un grosso problema di equità e lo vediamo, faccio vedere questo, lo vediamo rappresentato in questa slide, dove in questo caso vediamo la scomposizione della variabilità dei risultati in matematica. Qui siamo a livello 2, quindi a livello di una scuola evidentemente per la quale noi ci aspetteremo costituzionalmente, come si diceva stamattina, eque opportunità per tutti. Bene, notiamo questo a livello Italia. A livello Italia la varianza degli apprendimenti tra studenti è spiegato per il 17,8% dalla scuola che frequenti, dal 7,7% dalla classe che frequenti, il complementare a 100 da altri fattori. Quindi la differenza degli apprendimenti dei nostri ragazzi dipendono a livello nazionale per il 18% dal tipo di scuola che frequenti, dipendono per un altro 7,7% dalla classe, la stragrande maggioranza dipende da fattori extrascolastici. Vediamo questo a livello di aree territoriali. Nel nord-est, come vedete, abbiamo dei risultati particolarmente interessanti, cioè le scuole spiegano soltanto circa il 10%, le classi il 5,7%. Guardiamo il sud e le isole. Guardate quanta parte di varianza è spiegata dalle scuole e quanta parte è spiegata dalle classi. Questi dati ci stanno dicendo che a seconda della scuola che i ragazzi frequentano e non solo, a seconda della classe in quella scuola che i ragazzi frequentano, hanno una diversa possibilità di raggiungere certi risultati. Questo è un problema di equità e lo è tanto più perché qui non stiamo parlando delle scuole superiori, stiamo parlando del secondo livello, quindi stiamo parlando, in Italia grosso modo stiamo parlando di istituti comprensivi dove ci aspettiamo che ci sia una relativa omogeneità. Questo non è assolutamente vero, perché a seconda della scuola che i ragazzi frequentano e dentro quella scuola, a seconda se tu vada nella classe a sinistra o nella classe a destra, hai risultati molto diversi. Questo è un dato che vediamo anche a livello di singola scuola, che possiamo misurare con i dati Invalsi. Questa slide ci mostra i risultati nei test standardizzati in matematica e ci fa vedere che cosa spiega la varianza all'interno delle classi. Vedete che in questo caso è un caso reale di una scuola romana ed è quella indicata in verde, mentre quello in azzurro, in blu è la media italiana. In Italia, ragionando sui dati italiani in generale, vedete che la stragrande maggioranza di percentuale di varianza è spiegata
dalla composizione della classe, dal fattore dentro, non questo dato che vedete rappresentato qui. E questo noi ce lo aspettiamo, perché le scuole italiane sono scuole che si basano sull'idea di avere dei criteri di formazione delle classi che siano eterogenei, nel senso che da un punto di vista non solo culturale ma anche ordinamentale la composizione della classe ci aspettiamo che sia costituita da ragazzi con un diverso background socio-economico culturale. Questo fa parte della nostra cultura inclusiva, non è sempre così in altri paesi, però questo e lo si vede da questi dati. Poi ci aspettiamo però che le classi siano eterogenee al loro interno ma omogenee tra di loro. Valutate la performance di questa scuola. Questa è una scuola reale. Allora, la nostra scuola è quella verde, l'Italia è il blu, i punteggi sono quelli di matematica. In questa scuola la varianza tra classi è pari al 70%, spiega il 70% di differenza. La varianza dentro le classi è poco più del 20%, è esattamente invertito. Stiamo parlando di scuole dove a seconda della classe che frequenti avrai una diversa possibilità di rendimento. Stiamo parlando di qualcosa che tutti noi come genitori, insegnanti, studenti oggi viviamo sistematicamente. Lo vivo personalmente, di amici che mi vengono a chiedere: senti, ma dove dovrei iscrivere? In quale sezione dovrei iscrivere mio figlio? Io non ne so mezzo ovviamente di questo. Mi arrivano a chiedermi se conosco una dirigente per convincerla a fare in modo che suo figlio vada in quella classe. Sentite, così il sistema non può funzionare, perché oggi abbiamo famiglie a caccia di classi, insegnanti a caccia di classi, perché ovviamente gli insegnanti, se lavorano con un gruppo coeso dove si lavora bene, questo facilita molto questo mestiere. Purtroppo non lo facilita per i nostri ragazzi. Allora oggi, se io mi devo porre il tema della leadership nelle scuole italiane, che vi garantisco che è un tema mondiale, il tema della leadership è essenzialmente leadership for learning, ma è un learning for equity degli apprendimenti. Leadership for equity. Allora, se dobbiamo investire sul dirigente scolastico come figura di sistema chiave della scuola, noi dobbiamo fare in modo che quel dirigente scolastico disegni sistemi organizzativi ed educativi che assicuri un armonioso sviluppo degli apprendimenti degli studenti in tutte le classi, riducendo quella varianza. E qui si apre un mondo. Si apre un mondo perché è vero che i dirigenti scolastici oggi devono fare i conti con un'autonomia contraddittoria, molto contraddittoria, perché guardando i dati l'autonomia scolastica non è aumentata, si è ridotta, soprattutto per effetto della crisi economica. Dal punto di vista finanziario l'autonomia finanziaria delle scuole è diventata, usando un eufemismo, ridicola, nel senso che effettivamente i budget che vengono gestiti sono veramente irrisori. C'è un altro tema, cioè l'autonomia ridotta in realtà determina imprevedibilità dei risultati, perché questo ha causato un sovraccarico amministrativo dei dirigenti, come veniva rilevato, dirigenti con scuole molto grandi e soprattutto con più scuole da gestire, rendono di fatto difficile acquisire una forma mentis o perseguire coerentemente una logica di leadership for equity. Semplicemente i dirigenti non ce la fanno a curare questo, anche perché se tu sei il dirigente di un istituto comprensivo, anche di un solo istituto comprensivo, e sei sparso sul territorio con plessi che sono distanti, penso in alcuni casi arrivano a 20 km, molto distanti, non puoi, gli insegnanti di alcuni plessi non conoscono il dirigente, difficilmente puoi dare una visione di sviluppo coesa. Oggi il tema fondamentale è come il dirigente può dare una visione di sviluppo coesa della scuola pur non potendo essere presente. Allora il tema della leadership del dirigente in realtà oggi è diventato il tema della leadership della scuola. La leadership non è la qualità di una persona sola al comando, ma è la qualità di un sistema organizzativo. La leadership non può semplicemente essere un problema del dirigente scolastico, ma la leadership del dirigente scolastico è una leadership con e attraverso gli altri leader. E gli altri leader sono gli insegnanti.
Questo è un tema oggi cruciale. Cosa vuol dire leadership degli insegnanti? La grande tentazione che abbiamo è di considerare la leadership una leadership diffusa tra tutti gli insegnanti. Questo purtroppo non è vero. Non è vero perché se tutti fossero leader non ci sarebbero follower e non esisterebbe la leadership innanzitutto. La leadership ha un valore nella misura in cui certamente è condivisa, ma il concetto di leadership come qualità di un'organizzazione è essenzialmente una leadership distribuita. Non possiamo pensare che tutti gli insegnanti siano leader, ma abbiamo il dovere di disegnare sistemi organizzativi in cui gli insegnanti siano coinvolti nella leadership. Questo è molto diverso. Leadership distribuita e leadership diffusa sono concetti molto diversi. Cosa vuol dire leadership distribuita oggi, soprattutto nelle nostre scuole? Beh, stiamo facendo una ricerca, vado un po' veloce stiamo facendo una ricerca sul middle management scolastico. La ricerca è arrivata, vede tanto 5 uffici scolastici regionali coinvolti, vede coinvolto l'Andis, nel senso che grazie all'Andis abbiamo avuto la possibilità anche di raggiungere alcune regioni del sud, la Campania e la Sicilia. Le altre regioni sono l'Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli e Lazio. Questa ricerca è stata condotta con riferimento sia ai dirigenti scolastici sia agli insegnanti. Abbiamo 561 dirigenti scolastici e 9.324 insegnanti che svolgono funzioni che chiamiamo tra virgolette di middle management. 9.324 è un numero interessante per fare delle analisi. Ovviamente si tratta di insegnanti che appartengono a diverse tipologie di scuola, questo continua ad essere autonomo e indipendente. Cosa fanno queste persone? Beh, la cosa interessante è che abbiamo scoperto, francamente non avevamo altre evidenze empiriche in Italia, ci sono piccole ricerche, ma non esistono in questo momento evidenze empiriche su questo ruolo importante degli insegnanti di coordinamento sul piano organizzativo e didattico. Intanto, quale tipo di funzioni svolgono? In questa ricerca noi abbiamo appunto quelle 9.000 persone e abbiamo identificato una serie di possibili ruoli e figure. Quello che mi ha colpito non è tanto le risposte che hanno dato, ma quello che mi ha colpito è questo. Altro, 874. Bene, sebbene avessimo previsto un lunghissimo elenco di figure di sistema, capi dipartimento, coordinatori di classe, esistono 874 persone che non si sono riconosciute in nessuna delle categorie previste. Insomma, oggi le scuole italiane sono caratterizzate da una ricchezza di posizioni organizzative che probabilmente ha pochi eguali al mondo. E questo è frutto dell'autonomia. È una grandissima ricchezza che va nella direzione che diceva Nicola, quella delle scuole che cercano di adattarsi, pur con tutte le contraddizioni che esistono, a quello che hanno di fronte, e cercano in qualche modo, con quel poco che hanno, di definire posizioni strategiche rispetto ai problemi che devono affrontare. Ed è per questo che c'è una grande proliferazione di funzioni strumentali, di figure che cercano di mantenere coeso il sistema organizzativo della scuola. Queste funzioni nella nostra ricerca ci danno evidenza della leadership for equity. Se il dirigente scolastico da solo non è in grado di mantenere coeso un sistema per tutte le ragioni che dicevamo prima, è evidente che deve potersi affidare ad una struttura organizzativa più articolata. E questa struttura organizzativa più articolata è fatta di persone che definiscono sul piano didattico e organizzativo le condizioni per una crescita equilibrata delle classi, perché fanno in modo che il curriculum, le strategie didattiche, i meccanismi di valutazione crescano in maniera equilibrata in tutte le classi, senza avere quella varianza che invece notiamo appunto come fattore di mancanza di equità. Queste figure di sistema, quando il sistema funziona, agiscono esattamente in questa direzione: ridurre la varianza degli apprendimenti tra classi, garantendo eque opportunità di apprendimento a tutti gli studenti. Questo è il grande investimento che le scuole fanno, e quindi in questo senso esprimo sulla base dei dati un ottimismo che viene sempre dalla capacità delle scuole di reagire ai problemi. Il sistema ha molte contraddizioni. Sono partito col dirvi che è fuori controllo dal centro, però io vedo scuole
che continuano a fare il loro lavoro, sviluppando sistemi organizzativi nella contraddizione degli indirizzi che provengono. Allora ritorniamo a questo elemento. Noi abbiamo scuole eccellenti che sviluppano all'interno meccanismi di equità per garantire soprattutto ai più deboli di raggiungere i più alti gradi di istruzione, come recita la nostra Costituzione. E qual è il punto debole? Che tutto questo oggi è imprevedibile, è lasciato alla casualità. Accade in alcuni ambiti per la volontà dei singoli, per dirigenti scolastici eccellenti, per insegnanti eccellenti, e questo c'è e deve essere così. Ma chi governa un sistema deve preoccuparsi che questo avvenga sistematicamente in tutte le situazioni. Oggi questo ci manca. Allora certamente c'è un tema della dirigenza scolastica, c'è un tema che molti di voi stanno vivendo, perché ovviamente se ancora non hanno corretto i compiti e dovete fare poi un orale e dovete entrare in servizio il prossimo anno scolastico, fate due conti e già siamo in ritardo, molto in ritardo. C'è un tema di reclutamento degli insegnanti nel modo giusto per evitare di trovarsi a svolgere un ruolo che poi si capisce non è il proprio. Abbiamo chiesto a questi insegnanti cosa faranno da grandi. Molti ci hanno risposto che si stanno preparando a fare i dirigenti scolastici. E allora questo è un punto importante. Non possiamo consentire oggi semplicemente sulla base di 3 mesi di studio approfondito del diritto amministrativo che una persona poi diventi dirigente scolastico. Scusate la franchezza e il modo diretto in cui lo dico. Noi dobbiamo investire sulla dirigenza scolastica e dobbiamo investire sugli insegnanti che ricoprono ruoli fondamentali, che diano loro la sensibilità di cosa vuol dire gestire un'organizzazione complessa come la scuola. Recentemente ho fatto una ricerca in Canada, nell'Ontario il vice principal, il vicepresidente, ce l'ha in tutte le scuole ed è una funzione che non è scelta dal dirigente, è una funzione diversa dal dirigente. E poi hai dei lead teacher, persone di ruolo che fanno coordinamento verticale, come diciamo nel curriculum, c'è chi si occupa quello che noi chiamiamo alternanza scuola-lavoro, l'autovalutazione e il miglioramento. Non possiamo immaginare un sistema che ha investito in RAP, piani di miglioramento, l'indicazione della performance. Siamo uno dei paesi più dinamici da questo punto di vista, ma qualcuno si è chiesto chi dovrebbe farlo dentro le scuole. Qual è la funzione strumentale? Ok, in tutte le scuole c'è una funzione strumentale, autovalutazione e miglioramento, ma sulla base di quali incentivi dovrebbe fare questo? E questo vale per tutte le funzioni strumentali. Allora qui, insomma, andiamo lunghi e io devo tornare a Bologna. Però la questione fondamentale io penso sia esattamente quello di assicurare maggiore prevedibilità dei percorsi di carriera del dirigente, preoccupandoci di investire sulla leadership degli insegnanti, oltre che chiaramente su quella dei dirigenti. Anzi, oggi la leadership dei dirigenti senza la leadership degli insegnanti purtroppo non paga. In tutti i casi che io ho studiato, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, quello che vedo è che il dirigente scolastico fa la differenza se riesce a costruire questo tipo di organizzazione, cioè se è il leader dei leader, anzi fa il transformational leader, perché si preoccupa di far crescere i leader che a loro volta faranno crescere l'insegnamento e l'apprendimento. E per far questo dobbiamo dare strutturazione organizzativa alle scuole. Non possiamo più immaginare che dentro una scuola una funzione strumentale abbia la delega per svolgere un ruolo e poi sia lasciata a se stesso. A parte che abbiamo chiesto come sei finita a fare questo, e molti ci dicono perché non c'era nessuno che voleva farlo oppure perché sono amico, ho la fiducia del dirigente. Questo è interessante, fondamentale. Chi fa questo ruolo ha la fiducia dei colleghi in senso orizzontale e ha la fiducia del dirigente, fondamentale, perché non puoi fare questo ruolo. Ma nel momento in cui tu ti trovi a coordinare gruppi di lavoro, entra in gioco un problema, non solo l'autorevolezza, ma anche l'autorità. Max Weber aveva ragione. Il potere associato al ruolo, alla sedia, è importante, non va sottovalutato. L'autorevolezza è fondamentale, ma troverai sempre qualcuno che ti dirà: senti, ma tu sei un insegnante, perché mi stai dicendo questo? Allora il dirigente fa bene il proprio lavoro se legittima i propri collaboratori, ma attenzione, abbiamo bisogno di strutture organizzative più prevedibili, dove il potere deriva anche dalla sedia che occupa, e questo significa creare modelli organizzativi oggi meno piatti di quelli che vediamo: un dirigente, 120 insegnanti,
20 personale tecnico amministrativo. No, abbiamo bisogno di alcune figure intermedie che diano strutturazione, prevedibilità su alcuni punti chiave. Quali? Beh, questo è tutto da verificare. Ad esempio, noi non possiamo immaginare di creare posizioni organizzative per tutte queste serie di persone, è inconcepibile. Abbiamo però bisogno di prevedere a livello nazionale alcune figure chiave. Il vicepresidente, continuo a chiamarlo così, è una figura fondamentale, dovrebbe essere di ruolo. Io penso che debba essere anche un coordinatore di plesso o di indirizzo. Mi fermo qui, non vado oltre sulle figure, ma poi abbiamo bisogno di dare autonomia alle scuole affinché disegnino e incentivino adeguatamente le persone a svolgere questi ruoli. Abbiamo chiesto alle persone che cosa ti motiva a fare questo ruolo, sebbene tu normalmente hai una retribuzione aggiuntiva misera, perché lo fai? Cosa ti spinge a farlo? Beh, tutti noi ovviamente che lavoriamo nei sistemi educativi sappiamo bene che la fiammella che hai dentro, la vocazione è fondamentale. Non è vero che non devi averla, perché altrimenti non lo fai questo ruolo. Devi averla. Attenzione, non pensiamo, io sono un professore di economia aziendale, non l'ho detto, quindi vengo dal mondo dell'impresa. So bene che nelle imprese i sistemi di incentivazione sono fortemente incentrati su aspetti finanziari, materiali, e probabilmente nelle scuole dovremmo introdurre qualcosa di più rispetto a questo. Ma non commettiamo il rischio di pensare che incentivando gli insegnanti e i dirigenti in base a maggiori retribuzioni semplicemente questo migliori i sistemi. No, chi studia questi sistemi vede un'altra realtà, che più incentivi il pay for performance, il pagare quella performance, tanto più incentivi i comportamenti opportunistici, e si chiamano teaching to the test, si chiamano cheating, si chiamano selezione avversa. Il cheating e il teaching to the test lo conoscete, la selezione avversa è questa: convinci i ragazzi meno bravi a stare a casa il giorno dell'esame del test standardizzato, perché sono più a parte i risultati. E questo ce lo dice l'evidenza internazionale, me lo diceva un collega a Miami, quindi non siamo soltanto noi. Allora, se gli incentivi finanziari non sono la panacea per risolvere i problemi, c'è indubbiamente un problema di incentivazione più raffinata di queste persone. E l'incentivazione più raffinata significa intanto un riconoscimento formale del ruolo, certamente una maggiore retribuzione rispetto a quella esistente, ma che sappiamo che per sé non fa la differenza, e poi l'oro da scoprire da parte dei dirigenti scolastici. Ed è questo: la riconoscibilità in pubblico del lavoro che queste persone svolgono. Ce l'hanno detto gli insegnanti di questa ricerca. Chi fa questo lavoro trova il massimo ritorno nella soddisfazione, nella loro riconoscibilità da parte degli studenti, da parte dei colleghi, da parte della comunità. È inconcepibile che un dirigente scolastico si affidi a queste persone e non ne riconosca il grande contributo allo sviluppo dei sistemi educativi. Ecco, allora abbiamo bisogno di agire su più fronti. Una leadership for learning oggi è una leadership for equity. Equity significa far crescere in maniera armoniosa le diverse classi in termini di opportunità di apprendimento, tenere tutto il sistema insieme in modo equilibrato, altrimenti gli studenti, le famiglie e gli insegnanti vanno a caccia di classi, non di scuole. Se tutti noi andiamo a caccia di classi, io mi chiedo perché esistono le scuole, e mi chiedo anche perché debba esistere il dirigente scolastico. Perché se esiste questo ruolo deve garantire un valore aggiunto al sistema educativo. Questo per oggi, con la complessità delle scuole, significa pensare alla leadership come una qualità dell'intera organizzazione e non solo di una persona sola al comando. Significa sviluppare il modello organizzativo della scuola non solo in termini di diffusione della leadership, cioè di coinvolgimento degli insegnanti nei processi decisionali. Significa guardare alla leadership distribuita della scuola con posizioni formali. E questo ci porta a dover necessariamente ripensare l'autonomia della scuola per cercare di far evolvere il modello organizzativo verso strutture meno piatte di quelle attuali e quindi meno prevedibili in termini di risultati. Gli individui sono importanti, ma abbiamo bisogno anche di regole per garantire prevedibilità. Grazie.